Allora, guarda, l'attività appunto nasce ancora da mio padre praticamente, che lui è sempre stato falegname. Io ho lavorato con lui come collaboratore quando ero da ragazzino, praticamente dopo le scuole, anche finché facevo le superiori. Andavo sempre a dargli una mano, comunque sabato, fare qualche montaggio così, oppure in laboratorio quando aveva bisogno. Quindi diciamo che il profumo del legno l'ho respirato fin da quando ero ragazzino praticamente. Poi sono entrato come collaboratore e adesso appunto da 25 anni ho l'attività appunto mia intestata a me, ecco. E adesso inizialmente con mio padre facevamo tanti lavori di arredamento, all'epoca c'era la Noce Nazionale, le boiserie per qualche palazzo in centro, sempre fatto restauro di mobili antichi e adesso appunto quei lavori lì un pochino grossi, tra virgolette, di boiserie o comunque grosse armadiature in legno massiccio non si fanno più ovviamente perché c'è la grossa distribuzione, però si è aperto tutto un altro mondo di recupero di cose appunto fatte in quegli anni che erano cose di qualità, ecco. E, il restauro continua sempre, il restauro di infissi, scuri vecchi, portoni antichi, quello c'è proprio tutto un mondo che si è aperto e appunto sono concentrato principalmente su quello. E dopo mobili su misura, mobili in legno massiccio, tipo i tavoli naturali, mobili da bagno un po' particolari, ecco, quello sono le cose che facciamo sempre e qualche appunto anche armadio su misura, quindi quello continuiamo a farlo sempre. Beh, la manualità storica che c'è in questo lavoro adesso riguarda tutto sul restauro, soprattutto i tasselli, la tassellatura, gli innesti, il recupero appunto dei manufatti antichi, tipo gli scuri, queste cose appunto che vanno all'esterno in qualche palazzo a Padova. Per conservarli devi comunque fargli degli innesti, delle riparazioni con dei tasselli e lì è tutto un discorso di, non dico di intaglio a livello da ebanista, però sono degli incastri, delle cose da fare appunto sul momento, sul posto, eliminando la parte marcia e poi tantissime cose come la carteggiatura, come la spigolatura, ci sono tantissime ancora cose manuali che si usano, gli scalpelli, quelle cose lì noi le usiamo spesso, cioè le usiamo sempre praticamente. La componente umana è principale praticamente perché non avendo centri di lavoro o macchinari abbiamo le macchine tradizionali che possono essere la squadratrice, la pialla a filo, la pialla a spessore e le seghe tradizionali e i macchinari tradizionali, la fregatrice, quella a nastro grande, però appunto non abbiamo macchine automatiche tra virgolette che ti fanno le forature a livello computerizzato, queste cose qua, le bordatrici, lavorando sul massiccio e su restauro, quelle macchine non le usiamo, quindi la cosa principale è la manualità. L'artigiano praticamente, soprattutto nel nostro lavoro, ma anche come tantissimi altri lavori artigiani, non c'è mai uno standard, non c'è mai una cosa che tu fai sempre allo stesso modo o un format da seguire, perché una volta c'hai lo scuro, un'altra volta c'hai da fare la rivisitazione di un mobile, un'altra volta devi fare un mobile su misura, un'altra volta devi fare dei tagli particolari, quindi è sempre in continua evoluzione e c'è sempre da imparare, non è mai imparato. È imparato sì magari a fare qualche incastro con lo scalpello, qualche taglio particolare, però appunto ci sono sempre cose nuove. Beh, è un lavoro molto apprezzato e adesso è un lavoro molto raro, infatti siamo rimasti veramente in pochi. Un tempo fa, per dirti, quando mio padre era in attività, e all'epoca anche suo, quando era giovane, che aveva cominciato il lavoro di falegname, qui soprattutto nel Veneto era pieno di falegnami, c'erano tantissima gente che faceva il falegname e quindi ci si creava molta concorrenza. Buona perché dopo erano tutti quanti amici e si conoscevano uno con l'altro, erano ex colleghi di lavoro, si davano una mano per qualcosa, infatti mi ricordo tantissimi colleghi di mio padre con cui magari a farci qualche taglio, qualche macchina che non avevano loro, o mio padre andava a farsi qualche lavorazione da loro.
e adesso siamo rimasti veramente in pochi. Io ho un amico che collaboro spesso, che abitiamo anche vicini, e ci diamo una mano uno con l'altro. Quindi sì, i giovani non si avvicinano perché a livello manuale chi vuole mettersi in proprio, oltre all'esperienza, deve un po' alla volta comprarsi tutti i macchinari che per carità magari si trovano anche in offerta, qualche cosa, occasione di usato, perché ovviamente sarà pieno, però appunto di avere uno spazio per lavorare. Io ho la fortuna di avere il laboratorio che è perché è il laboratorio di mio padre, però sì, non c'è neanche nessun incentivo da parte di qualche associazione che spinga i giovani a imparare un lavoro artigianale. Quello lo sto notando un po' da anni.